L'Udinese è un modello anche sotto il profilo della gestione delle giovanili, specialmente quest'anno, anzi anche la scorsa settimana, mister Vanoli ha avuto parole di grande ringraziamento verso di lei e verso il mister proprio per il progetto che quest'anno viene valorizzato. Come vengono selezionati i giovani che poi finiscono nella primavera? Che aspettative hanno? Ma soprattutto anche i nostri utenti sono curiosi, come l'Udinese Calcio segue la crescita di questi ragazzi? Ma noi dobbiamo essere anche un pochino onesti in tal senso e dobbiamo pensare che dobbiamo migliorare ancora il discorso di crescita all'interno della nostra realtà. La ricerca secondo me funziona perché già ci sono dei risultati in riferimento a ragazzi che sono arrivati qui nell'età giovanile per poter partecipare al campionato primavera ed loro sono non solo dei titolari inamovibili come l'esempio di Felipe ma sono dei punti di riferimento per questa squadra. Ho detto bisogna migliorare da un certo punto di vista quello che è una gestione. È chiaro che a differenza di altre realtà non siamo molto facilitati dal fatto di non avere una struttura, un centro dove i ragazzi possano stare tutti quanti insieme per poter sviluppare un controllo quotidiano in riferimento a tutti gli aspetti della vita che non siano soltanto quelli calcistici. Dall'altra bisogna fare i complimenti a Carnevale e ai nostri allenatori perché nonostante questo stanno chiaramente facendo degli sforzi incredibili per cercare di colmare questa lacuna, di ottimizzarla e io ritengo che questo sia un inizio importante. Poi partendo da un presupposto che non è che Vanoli deve ringraziarmi perché fa parte del mio DNA in quanto io il settore giovanile lo amo ancora di più delle altre squadre per i miei trascorsi, per quello che sono riuscito a sviluppare nelle altre società, vedi Empoli, Juventus, con i settori giovanili e perciò io ritengo che sia fondamentale un quotidiano rapporto tra la prima squadra, tra chi dirige una società e quello che è un vivaio e una crescita dei nostri giovani. Ecco, direttore, lei ha detto appunto, giustamente, lei è stato anche alla Juventus. Oggi come oggi, in queste grosse società, all'esterno, come è vista l'Udinese? È una squadra che dà fastidio, viene ammirata, viene invidiata. Che sensazioni produce? All'esterno, devo essere sincero, l'Udinese è una società che è sempre vista quasi come modello per certi aspetti, perciò ne dobbiamo essere orgogliosi e secondo me i tifosi e gli sportivi friulani devono essere orgogliosi e di ringraziare la famiglia Pozzo perché in questi più di 20 anni sono riusciti a determinare questa immagine della società, di una società che pensa al lavoro, di una società che pensa sempre ad essere innovativa nella ricerca è evidente, ma così come in tante iniziative mi vengono in mente da parte della famiglia della signora Pozzo, per esempio umanitarie, da tanti altri discorsi che sono quelli riferiti alle aperture delle barriere, dei nostri della serietà dei nostri tifosi, non abbiamo nessun genere di problema e soprattutto di un'immagine pulita della nostra società nell'ambito calcistico in un momento come questo penso che sia molto importante. Io ritengo che noi accettiamo sempre serenamente il risultato, difficilissimo che ci lamentiamo delle decisioni arbitrali, eppure quest'anno magari potevamo dire qualcosa, no? Soprattutto nelle gare che ci hanno preceduto a questa trasmissione, però io ritengo che lamentarsi dopo non ha senso, in quel momento bisogna accettare quello che è perché sennò poi si creano degli alibi inutili a quello che è un risultato di una prestazione della squadra, perciò alla fine dobbiamo prenderla così, ci possiamo arrabbiare al momento ma poi dopo dobbiamo subito vedere di correggere i nostri errori. Qualche istante di pubblicità per noi adesso. Benvenuti di nuovo in studio con l'ospite d'eccezione di oggi, il direttore Pietro Leonardi.
Abbiamo parlato appunto di arbitri. Direttore, secondo lei si è già esposto in tal senso, la tecnologia nel calcio, adesso ci sono due scuole di pensiero, i tradizionalisti che non vorrebbero mai imporre la moviola e i progressisti, diciamo, che vorrebbero innovare un po' questo sport. L'Udinese, tra l'altro, è in prima persona anche nell'innovazione. Ma io penso che già partendo dal presupposto che abbiamo intrapreso, anzi la famiglia Pozzo, facendo anche degli investimenti, ha intrapreso questa strada in riferimento al gol fantasma, allo studio per il fuorigioco. Io ritengo che come c'è un'evoluzione della nostra vita, penso che sia giusto dare un'evoluzione anche a quello che è una legge dello sport. Dobbiamo prendere esempio da sport come il basket e via via altri, secondo me, in questo, che chiaramente hanno introdotto questo sistema per evitare degli equivoci. Io non riesco a comprendere, dico con molta sincerità perché sono sempre molto schietto, in un momento dove ci sono i telefoni cellulari noi col calcio vogliamo ancora utilizzare il piccione, non lo so io, che senso ha? Direttore, ecco, in questo periodo il campionato è sempre stato vinto anche dalle solite note. È dall'84 che non vince una provinciale. Secondo lei sono maturi i tempi perché possa imporsi anche qualcun altro? No, io ritengo che purtroppo questo sia sempre più complicato. Mi auguro che con il ritorno al diritto televisivo collettivo magari ci possano essere delle possibilità in più, degli sviluppi di potenzialità di altre società, però in questo momento qui con questo tipo di differenze di gestione e di investimenti ritengo che il gioco dello scudetto sia ristretto a pochissime squadre.